Si è tenuto a Padova, presso la sede di Cescot Veneto, l'ente di formazione della Confesercenti regionale del Veneto, il seminario Innovazione, Sviluppo Sostenibile e Turismo nell'area adriatica, al fine di potersi confrontare su progetti proposti nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia per il periodo 2014-2020. Il turismo si muove con grandi cambiamenti, il turista non sta più cercando solo ed esclusivamente le mete tradizionali, ma in fianco delle mete tradizionali sta cercando quello che noi chiamiamo il turismo di qualità. E l'idea, i progetti su cui stiamo lavorando con l'incontro di questa mattina insieme con la Croazia, insieme a un nutrito gruppo di partner, è proprio quello di cercare di far sì che questo turismo di massa, di cui, dobbiamo dirlo con franchezza, l'Adriatico è sovrabbondante, pensiamo a Venezia, ma di farlo diventare un turismo di qualità, legato al territorio, legato alla salvaguardia del territorio, legato a uno sviluppo sostenibile del territorio, non solo come un turista che consuma il territorio, ma che ne sappia invece cogliere quello che noi chiamiamo i profumi, la tradizione, la cultura. Cescot Veneto, in qualità di promotore e capofila dell'iniziativa, con metodo e professionalità, è riuscita a raggruppare circa una sessantina di soggetti partners. Da questi tavoli di lavoro che sono stati realizzati per presentare questo progetto, sono certo usciranno delle proposte che potranno ben essere valutate perché questi progetti vengano accolti. I finanziamenti europei sono le uniche risorse che oggi abbiamo a disposizione per promuovere i territori in campo turistico. Io credo che con questi progetti, proprio anche per le modalità con le quali sono stati realizzati, che hanno visto coinvolti soggetti istituzionali, non solo della Croazia e del Veneto, ma anche del Friuli Venezia Giulia, e hanno visto la partecipazione anche di tanti partner privati, sono certo che la loro approvazione potrà determinare un nuovo impulso e nuove opportunità di sviluppo per tutta quest'area. Come Università di Venezia stiamo lavorando da anni col Cescot nel preparare progetti concreti e che vengono poi inviati nei diversi programmi europei. Una delle cose che stiamo seguendo da un anno è il programma Italia-Croazia, perché crediamo che con questi finanziamenti si possa in qualche maniera fare una cosa concreta per questi territori croati ed italiani coinvolti nel programma. Credo che sia un metodo di lavoro interessante, perché invece di trovarci come al solito in emergenza all'ultimo minuto, sono già almeno 8 mesi che stiamo ragionando su alcune tematiche interessanti che vanno dalla necessità di costruire una specie di osservatorio per aiutare chi poi fa politiche turistiche a gestire al meglio il turismo, a itinerari culturali, a utilizzo dei palcoscenici naturali per lo sviluppo turistico. Un tavolo di lavoro concreto che cambi l'idea che avere un'opportunità sia di per sé sufficiente per generare sviluppo socio-economico e turistico, bensì devono seguire azioni ben pianificate. Troppo spesso si dice che il turismo e l'arte sono il petrolio dell'Italia, ma non basta, bisogna anche saperlo estrarre. In realtà in un turismo sempre più globale, pensiamo alla Cina, pensiamo anche agli stessi paesi dell'Europa, la capacità di vendere l'area mediterranea insieme deve diventare vincente, è questo che loro vedono. Si tratta di capire in che termini poi riusciamo, e questo progetto mira a questo risultato, a far coesistere e a rendere competitivo non Chioggia, Jesolo con la Croazia, ma a rendere competitivo l'Adriatico rispetto a tutto il resto del mondo.